L'aveva conosciuta online, Jasmine, affascinante e dolce. Lui, 23enne di Castelfranco, se ne innamora ed inizia una relazione a distanza, o meglio via social. Ad un certo punto il ragazzo, sedotto, si fa convincere dalla sua bella a consegnare i codici di accesso dell'home banking. Una volta ottenute le credenziali, dal conto della vittima spariscono ben 6.000 euro. Con i soldi sparisce pure Jasmine, che poi si scoprirà essere un truffatore. Immediata la denuncia ai carabinieri da parte del giovane innamorato, sedotto e abbandonato. Il truffatore è stato identificato dai carabinieri di Castelfranco Veneto e si tratta di un siciliano che appunto ha utilizzato questo stratagemma per spillare queste somme di denaro al truffato. Una truffa più che mai consolidata questa. L'appello dei militari dell'arma è sempre lo stesso: fate attenzione. I consigli sono ovviamente di avere una certa diffidenza verso l'utilizzo di strumenti online per poter appunto effettuare acquisti, quindi una cautela ovviamente nel fornire i propri dati personali e anche un'attenzione nel cercare di comprendere se appunto si tratta di beni effettivamente esistenti o se si tratta di truffe.